ha sempre piaciuto di frutte, pitturare, disegnare, e hai sempre detto che avresti fatto un lavoro legato alle pitture. E così è venuta l'occasione di poter cominciare un lavoro là che ho imparato il mestiere. Una volta che mi sono sentita sicura di questo, ho aperto le mie botteghe. Hai un ristorante qui a Glemona che gestisce a conduzione familiare. Utilizzi le erbe dai nostri territori, che sono tantissime, che poche conoscono, da valorizzare e portare in avanti i piatti genuini e la tipicità che come si tanta si trabaia. Io ho deciso di fare questo lavoro innanzitutto perché io volevo portare in avanti una tradizione di famiglia, essendo stato mio bisnonno il primo aveva fatto e è stato portato in avanti di menone dopo mio pari, come so io, anche se è un lavoro che magari il più da svolti se è considerato maschile. È un lavoro che sta cambiando dal tempo, perché mentre magari una volta era poi la int che veniva a masinare grosse quantità sparse perché si consumavano ore di più polente, come disin che i contadini che lo fanno per produzione propria a stancalante. Sono anche dai giovani che si dimostrano interessati, vogliono sapere c'è molto che è cominciato, c'è che fa, c'è tutto. Ma io invito appunto a Ciri di avere un obiettivo, poiché altri dentro di loro, poiché dall'esterno, perché è un lavoro che nasce prima dentro di noi e dopo, quando si acquisiscono le tecniche, si arriva a esprimerlo al migliore, ma per acquisire le tecniche, a manco li chiacchiere dal mio mestiere, a Welling Heinz. È un mood di riconoscersi in ciò che si fa. Io faccio alc e mi vedo rappresentata in questi disegni, in queste forme, in queste sculture, plas, vasi, tutte queste produzioni. Una lavoro varie che fai. La latteria è turnaria, qui si produce, si trasforma il latte in formaggio, burro e ricotta. Turnaria è una società cooperativa dove tutte le famiglie usavano trasformare il loro latte, prodotto ognuno nella loro casa, con una caldaia sola e faceva il giro di tutte le famiglie questa caldaia finché si è pensato di concentrare tutta la produzione in uno stabile in modo che tutti invece conferiscono il latte nella latteria e a turno ogni giorno a seconda della quantità del latte che uno produce viene padrone del formaggio e di tutti i suoi derivati. Rispetto a 3-4 anni fa, io mi sembra di accorgermi che si sta aumentando la vendita da farina di polente, probabilmente la INTA torna forse più a tradizioni. Avremo anche bisogno di valorizzare tutto questo per mantenere i nostri prodotti e sapori tradizionali come una volta, sani, in modo da non perdere queste realtà. La mappa di comunità non è una semplice carta geografica, bensì è come la popolazione definisce cosa è patrimonio materiale e immateriale. Come patrimonio materiale in Godo abbiamo una fontana, dei lavatoi, un mulino, una vecchia latteria, delle sorgenti di acqua. Come patrimonio
immateriale abbiamo tutta la saggezza di questa popolazione anziana che ha condiviso con noi attraverso delle interviste, che ci ha permesso di conoscere il passato, di conoscere, più che conoscere attraverso loro, vivere il passato, conoscere il loro lavoro, come lavoravano nelle stagioni, come riuscivano a produrre le cose, e la cosa più importante è che anche se non avevano niente riuscivano a condividere e a dare agli altri. Ci ha permesso questo lavoro ridescoprire i giochi di una volta, abbiamo vissuto attraverso questi racconti il cibo di una volta. Questo lavoro permette a tutti noi di dare uno sguardo al passato e condividere in questo momento quello che è stato, e ci permetterà senz'altro progettare il nostro futuro in meglio, perché facendo questo confronto uno riesce a vedere cosa ha perso e cosa può riscattare, e questo significherà un guadagno per le generazioni future. Un territorio, una popolazione, un patrimonio, questo è il Gemonese. Su questo territorio opera da una decina d'anni una realtà importante, l'Ecomuseo delle Acque, che ormai è un'agenzia a disposizione di questa popolazione e di amministrazioni che operano all'interno di questo territorio. Tutti i progetti che l'Ecomuseo propone devono disporre di due elementi chiari. Devono essere dei progetti che fanno partecipare la popolazione, quindi si basano sul coinvolgimento complessivo della comunità o di categorie della comunità, però nel contempo devono essere dei progetti mirati, dei progetti che puntano alla gestione sostenibile delle risorse e che quindi puntano a valorizzarle nel modo più compiuto e più razionale possibile. È quindi un modello di gestione che viene messo a disposizione, una carta che la comunità deve giocare per gestire il proprio territorio, il proprio patrimonio in maniera diversa, più razionale e più convincente.